Amici dell'Edicolo di Pinuccio, buonasera. Benvenuti alla gara 1 playoff promozione per la Serie A3. Siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinquefrondi, pronti a raccontarvi una nuova gara, quella tra la Pallavolo Jolly Cinquefrondi, classificata quarta nel girone L1, e la Centro Sicilia Volley Gupe Catania, classificata prima nel girone L2, quasi a punteggio pieno con una sola sconfitta, e tra l'altro quella sconfitta per 2-3. Qui con me come sempre, buonasera innanzitutto da Gabriele Bonini, e con me al commento come sempre Renato Gallo. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Siamo tornati dopo un mese quasi e mezzo di stop per permettere i recuperi delle gare rinviate per Covid, e siamo qui alla gara dei playoff. Subito riceve Simone Puntorieri, Jolly che non riesce a giocare questo pallone con questo servizio spin ottimo della Gupe Catania, quindi 1-0 subito per gli ospiti. Al servizio il numero 4 Sergio Petrone, l'alzatore e capitano della Gupe Catania. Ancora servizio spin per lui, molto forte, stavolta tiene bene Simone Puntorieri, degli esposti per Fabio Remo, Murato mai out. Subito mani out per la Jolly Cinquefrondi con Fabio Remo, 1 pari. Si prepara al servizio il centrale Walter Vaiana. Walter Vaiana al servizio, pallone teso, riceve il libero De Costa, attacca il numero 16 Calabrese, l'opposto della Gupe, ottiene mani out, botta e risposta tra le due squadre di mani out, 1-2. Gli arbitri dell'incontro, Renato, il primo arbitro Mastro Giovanni Francesco, il secondo è Persia Giuseppe, entrambi di Matera, la città dei Sassi. Servizio di Raffaele Saitta, riceve Simone Puntorieri, degli esposti all'indietro a cercare l'opposto, Ciccio Pugliatti, altro mani out, 2 pari. Buona la costruzione della Jolly, ha ricevuto bene Simone Puntorieri il servizio spin di Raffaele Saitta. Al servizio Francesco Pugliatti, spin per lui, De Costa, ace per Francesco Pugliatti, non riceve bene il libero della Gupe Catania ed è 3-2 per i padroni di casa. Ancora Ciccio Pugliatti al servizio, sempre spin, stavolta in un'altra zona del campo, pallonetto, tocca il muro della Jolly, manda in controtempo Luca degli Esposti che arriva in copertura ma non riesce ad alzare il più possibile il pallone. 3 pari, di nuovo parità quindi tra le due squadre. Al servizio il numero 11 Francesco Scuderi, centrale della Gupe, riceve Matteo Bonati, degli Esposti a cercare Fabio Remo, Murato alla copertura di Peppe Orlando, alzata in bagger degli Esposti, Murato anche Ciccio Pugliatti, copertura degli Esposti, all'indietro Peppe Orlando in bagger per Fabio Remo che si ritrova a sistemare un pallone in aria, non perfetta l'alzata in bagger di Peppe Orlando, e passa in vantaggio quindi la Gupe Catania, 3-4. Al servizio ancora Francesco Scuderi, si ferma sulla rete ed è di nuovo parità tra le due squadre, 4 pari. Finalmente si torna a respirare l'aria della pallavolo. Fabio Remo al servizio, spin per lui, riceve bene la Gupe, pallone sistemato in aria, degli Esposti, bravo qui in copertura. Ancora attacco centrale, rimbalza sulla rete, recupera la Jolly, Ciccio Pugliatti per Matteo Bonati, a tutto abbraccio Matteo Bonati, bello questo attacco, 5-4, buona l'azione della Jolly.
meno quella della Cupe. Formazione della Jolly guidata da mister Chirumbolo. L'allenatore della Cupe invece Fabrizio Petrone. Ancora spin di Remo, ricevuta da Saitta, schiaccia il numero 6 Turla. C'è un fallo del muro della Jolly Cinquefrondi ed è di nuovo parità tra le due squadre. Al servizio il numero 16 Calabrese Giorgio, l'opposto. Riceve Matteo Bonati, ma il pallone torna nel campo della Cupe. Schiaccia Turla, muro della Jolly. Si lancia alla rincorsa del pallone mezza Cupe. Rimane indietro solo Scuderi. Buono il muro, 6-5. O Belluomo, no, Belluomo. Passa di nuovo in vantaggio. Il Cinquefrondi al servizio adesso con l'Orlando Furioso. Peppe Orlando, salutiamo ovviamente la sua famiglia che ci segue sempre. Pallone ricevuto bene. Out. Attacco out. Tocco. Chiama tocco l'arbitro. Confermano i giocatori della Jolly. 6 pari. Un pallone molto veloce, era difficile vedere il tocco. Ancora il servizio calabrese. Riceve non benissimo la Jolly. Walter Vaiana costretto a mandare il pallone di là. Muro Jolly è out però. Dopo del tocco di Raffaele Saitta. Che appoggia sul muro avversario il pallone. 6-7. Al servizio Turla. Errore in ricezione per Matteo Bonati e passa in vantaggio la formazione siciliana. Break della Cupe. Sì, 6-8. Avanti di 2 quindi la formazione siciliana. Ancora al servizio quindi con Piero Turla. Riceve Matteo Bonati, stavolta meglio, degli esposti, manda il pallone di là, costruisce la Cupe, tacco centrale, Simone Puntorieri, ma Walter Vaiana tocca la rete a muro e allarga il vantaggio la Cupe Catania, 6-9. Cattive ricezioni, Gabriele. Sì, tra l'altro questo è il secondo errore del muro della Jolly. Ancora Turla al servizio. Riceve Fabio Remo, degli esposti, cerca e trova Ciccio Pugliatti murato. 4 tocchi. 4 tocchi anche se... A me è sembrata toccata. Sì, toccata. A me è sembrata toccata dal muro. L'arbitro Ribalzata sul nastro e poi sulle mani. Sì, l'arbitro era lì. A me è stata... E quindi l'arbitro era lì, ma anche noi eravamo qui. Avanti di 4 quindi la Cupe Catania. Riceve ancora non bene Matteo Bonati, in bugger poi Ciccio Pugliatti proprio per Matteo Bonati. Buona la schiacciata, buona anche la difesa della Cupe. Doppia di Petrone. 7-10. Luca degli esposti al servizio, quindi Jolly in più 1, riceve De Costa. Attacco da dietro, muro di Vaiana. Muro Jolly, ottimo. 8-10. Si scusa con i compagni Piero Turla. Degli esposti. Riceve Turla, copre Simone Puntorieri, Matteo Bonati tocca il muro, la copertura ottima a fondo campo, schiaccia benissimo Raffaele Saitta, si coordina bene, vede lo spazio e mette la palla lì vicino Remo, ma non ci può arrivare.
8-11 il punteggio al servizio. Marco Belluomo, altro centrale della Gupe. Tesa, sempre Ancora su Matteo Bonati. Matteo che sta avendo difficoltà di ricezione. Preso di mira Matteo Sì, Bonati. ora c'è il discorso psicologico anche ed è time out. Sì. Mister Chirumbo lo chiama time out. Deve sistemare qualcosa in fase di ricezione la Jolly. Qualche problemino. Tanto ovviamente salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo da casa, anche i tifosi della Gupe, Anche quelli che non sono in casa. anche quelli che non sono a casa, certo, in giro con il telefonino a seguirci. (8 12) le squadre che rientrano in campo. Tra l'altro questo è il turno infrasettimanale, Renato, dei playoff, l'unico, perché tra il girone L1 e delle 2 hanno già giocato tutti sabato, poi li vediamo. Oh, fallo C'è anche della fallo Jolly. con una battuta lunga. Sì. 8-13. Qualcuno ha fatto fallo. Marco Belluomo al servizio. Ancora Tesa, stavolta finisce out. Nessuno parte prima nella Jolly. Ed è punto per i 5 frondi. Il nono di questo set. Matteo Bonati pronto al servizio. Su De Costa, Turla, scusate. Mani out. Doppia. Altra doppia. Chiede spiegazioni Sergio Petrone. Ma io sinceramente non l'ho vista, però il pallone era molto basso, quindi evidentemente qualche errore l'ha fatto. La nostra Dice la regista sì, ci dice che ha girato tanto il pallone. 10-13. Teso questo servizio, ricevuto bene dalla Gupe. E sul nastro si ferma l'attacco di Raffaele Saitta. 11° punto quindi per la Jolly Cicofrondi che torna a -2. Ancora Matteo Bonatti al servizio, jump float per lui, riceve il libero De Costa. Attacco centrale, messo a segno. Salta Fabio Remo e trascina il pallone con sé. 14° punto per la Gupe che interrompe questa serie positiva della Jolly. Si fa sentire mister Tonino Chirumbolo. Al servizio il capitano della Gupe, Sergio Petrone. Tesa, buona anche spin. la ricezione. Walter Vaiana mette a segno. Ottima. Buona la ricezione della Jolly, Ottima. buona la costruzione degli esposti. Bravo Walter Vaiano nell'attacco. 12-14. Direi un'azione da manuale. Sì. Walter Vaiano ancora al servizio per la Jolly. Riceve bene De Costa. Centrale di nuovo. Di nuovo. Pericolosa la Gupe con questo primo tempo. Abbiamo visto già in precedenza. 12-15. Deve fare qualcosa la Jolly per bloccare questi attacchi rapidi degli avversari. Tanto Saitta al servizio. Al salto. Spin. Buona, si ma aiuta si col ferma nastro, sul sì. si rallenta il nastro. Questa volta l'Orlando Furioso riesce a raggiungere la palla con 2 dita. E poi il numero 16 calabrese spreca questa occasione. Sì, poteva fare decisamente meglio Calabrese in questo attacco. Errore della Jolly, poi subito dopo errore della Gupe. 13-15. Ciccio Bugliatti al servizio con la sua spin. Buona. Tiene in gioco però Saitta.
la tiene in gioco la Cupe, pallonetto, copre degli Esposti, alza Simone Puntorieri, Ciccio Pugliatti schiaccia bene ma c'è un'ottima copertura della Cupe, poi costretta alla free ball. Ciccio Pugliatti, un pallone più di lì che di qui, sistema Luca degli Esposti, anche grazie al muro avversario. Una free ball per la Cupe. 14-15, si porta a -1 la Jolly. Ancora Ciccio Pugliatti al servizio, sempre spin per lui, buona. Si lancia Turla, Saitta il recupero della Cupe. Attacco è troppo bassa per l'Orlando Furioso. E il numero 6 è Muro, ma c'è ancora recupero. Pallone spinto di là degli Esposti, stavolta per Fabio Remo. Fabiolino Remo che porta 15 pauri. Abbiamo visto una bella azione, due grandi recuperi nella Cupe. E poi la Jolly è riuscita ad approfittarne, no? Di un po' di confusione in campo della Cupe. 15 pari. Il time out chiesto da coach Petrone, uno per parte. Prima mister Chirumbolo per la sua Jolly, adesso mister Petrone per la sua Cupe. Intanto vi ricordo di passare dai nostri canali social Facebook e Instagram Edicola di Pinuccio, il nostro sito www.edicoladipinuccio.it per rimanere aggiornati. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate la campanellina delle notifiche così che vi arrivino le notifiche sul vostro dispositivo quando andremo in diretta o quando caricheremo nuovi video. Squadre nuovamente in campo qui al Pallabonini di Cinquefrondi, 15 pari in questo primo set. Ciccio Pugliatti al servizio per la Jolly. Servizio, ancora spin per lui, non ricevuto benissimo e si porta via la rete, il centrale sì. Scuderi. E era stato bravo l'alzatore a sistemare quel pallone, ma meglio non poteva fare il centrale. Sì, la palla era ormai bassa quando l'ha colpita. Ciccio Pugliatti ancora spin bene. Buona, De Costa tiene in gioco. E da questa parte quasi Muro Jolly, copertura di Fabio Remo, degli Esposti, frega tutti, ma c'è il recupero della Cupe. Secondo arbitro fa cenno di 4 tocchi. 4? Non sembrava perché a terra ha colpito il corpo e poi sì, può darsi. Allora è doppia in quel caso. Sarebbe stata doppia sì. A meno che non si sono carambolati il pallone a vicenda, non lo so. Comunque 17-15, avanti di 2 la Jolly. Break. Ciccio Pugliatti ancora al servizio per la Jolly, ancora spin per lui, si aiuta col nastro. De Costa schiaccia benissimo il numero 6 Turla. 17-16 per dare la scossa ai suoi compagni. Al servizio Francesco Scuderi. Riceve Fabio Remo, degli Esposti, attacco centrale, l'Orlando Furioso. Buona questa rotazione della Jolly. Sì, avvitamento in area del nostro Orlando Furioso. 18-16, altro break per la formazione di casa. Fabio Remo al servizio, spin anche per lui, non tanto forzata. Tacco centrale in campo, era out forse, in. Rivediamo anche dal replay. Oddio, lo sa che forse sulla linea. Sì, sulla linea. L'ho vista bene, 10 cm all'interno del campo. Anche perché c'era l'ombra del pallone, quindi non si capiva molto. 18-17. Calabrese al servizio, l'opposto, jump float per lui su Matteo Bonati. Matteo si ripropone, tocco del muro, forse ci copertura poteva stare sempre dell'opposto.
non ha toccato la palla. Fallo del muro. No, non c'è stata, non c'è. Era la palla che ha toccato la rete. Io l'ho visto, io sinceramente l'ho visto, anzi addirittura c'era anche, se si utilizza lo stesso metro di giudizio, anche la doppia per Luca degli Esposti. C'era il tocco del muro? Io l'ho visto sinceramente, se non mi sbaglio, di Peppe Orlando in discesa. Comunque recupera la Cupè. Servizio Cupè. Pallone su Matteo Bonati, riceve meglio rispetto a prima. Matteo Bonati a schiacciare. Peppe Orlando si fa fregare dalla traiettoria del pallone. E passa in vantaggio la Cupè Catania. Ma ha schiacciato nel nostro campo o sbaglio? No, non l'ha toccata, l'ha lisciata la palla. 18-19 al servizio Giorgio Calabrese. Molto tesa su Matteo Bonati, degli Esposti costretto a metterci una pezza, invece il pallone era finito nel campo avversario. Bravo Ciccio Pugliatti. Ciccio Pugliatti ci mette una bella pezza per pareggiare. 19 pari quindi qui al Palabonini. Era un'azione complicata, possiamo dire. E poi Ciccio Pugliatti l'ha chiusa con un mani out. 19 pari. Peppe Orlando pronto al servizio per la Jolly. Pallone teso, non ricevuto benissimo, anche in zona di conflitto. Attacca lo stesso, se non mi sbaglio era Calabrese. E il punto della Jolly Cinquefrondi, 20-19. Peppe Orlando ancora al servizio. Servizio sempre teso, stavolta ricevuto bene, si propone anche per l'attacco Turlà, il muro della Jolly, 21-19, altro Belec della Jolly Cinquefrondi. E chiama timeout coach Petrone, il secondo in questo set. $17 quest'oggi a Cinquefrondi. Quanto? È scesa un po' la temperatura quest'oggi. Qui al palazzetto? Ma ce ne sono almeno 30. No, al palazzetto no, in generale a Cinquefrondi. 21-19, le squadre che tornano in campo qui al Palabonini. Dopo questo time out chiamato da coach Petrone. Si riprende il gioco da Peppe Orlando al servizio. Tesa, ma stavolta finisce sulla rete. 21-20, si riporta a -1 la Cupè Catania. Al servizio adesso con Turlà. La spinta dei ragazzi in panchina Cupè. Sempre su Matteo Bonati, questa volta fa bene una guardia e schiaccia con un diagonale che supera il muro. Brava. E finisce quasi vicino alla riga dei 3 metri. Bravo Matteo, ha ricevuto molto bene, si è proposto anche per l'attacco. Sì, ha una bella elevazione Matteuccio. 22-20, avanti di 2 la Jolly, c'è cambio per la Cupè Catania. Entra il numero 13, si chiama Romano. Ed è uscito Calabrese, se non mi sbaglio. Degli Esposti al servizio. C'è un nuovo arrivato.
Out. Il numero 6 completamente Turba. out l'attacco della Gupe e si porta avanti di 3 la Jolly, 23 a 20. Teso il servizio di Luca Degli Esposti, ma tenuto bene dalla Gupe. Pallonetto vincente. Sì, palla spinta sulle mani del muro. Sì, bravo Saitta in questo caso. Saitta mi ricorda l'alzatore della Callipo. Di nuovo cambio, esce il numero 14 Belluomo, entra il numero 15 Scuderi. Sì, altro direttamente cambio al servizio. Sì. Quindi non si chiude il cambio precedente, anzi ce n'è un altro ed è al servizio con Scuderi su Matteo Bonati. Degli Esposti dall'altro lato per Ciccio Pugliatti. Tocco del muro, ma c'è copertura. Proprio Scuderi a coprire. Recupera quasi in peccato. extremis la Jolly sull'attacco della Gupe, che era molto forte. 23 a 22. Bravo il numero 10 Raffaele Saitta. Altro cambio nella Gupe. È stata cambiata a mezza squadra. Sì. Chi è uscito? Il libero. È entrato il numero 3 Bandieramonte. Sì, questo lo vedo. Ed è uscito il numero 4, l'alzatore Petrone. Alziamo il muro con Bandieramonte. Riceve Matteo Bonatti degli Esposti all'indietro per Matteo Bonatti. Ed è out, cerca peccato. il lungolinea, ma è out. Peccato. Cerca il lungolinea, è out. Non riesce a schiacciare benissimo Matteo da quella posizione, si è visto. O meglio, il gesto c'era, ma è mancata la mira. Time out chiesto da mister Chirumbolo. Ha raccolta le due squadre sul 23 pari qui al Palabonini di Cinquefrondi. Fischia adesso l'arbitro, le squadre che possono rientrare in campo. Al servizio ancora Scuderi. Oh, zona di conflitto, recupera. Oh, dai, che buona, è buona, Matteo Bonatti! Matteuccio! E si addormenta qui la Gupe. Si addormenta qui la Gupe. Non si aspettava un recupero del genere. 24 a 23, va al set point la Jolly Cinquefrondi in maniera incredibile. Cambio? Sì, si Allora, chiudono i due cambi si chiudono. Rientra quindi il numero 4 Petrone al posto di Bandieramonte. Poi no. Ci siamo persi con questi nuovi numeri, Al posto di Bandieramonte è entrato, se non mi sbaglio. Poi è entrato il libero. Ci siamo persi con noi cambi. Sì, si è perso anche il secondo. E infatti ha chiesto formazione il capitano Petrone. Si sono persi anche loro, giustamente. Ma è anche per fare... Comunque c'è in campo il libero che prima non c'era. Quindi è uscito un centrale, Gabriele. No. Il libero è sempre De Costa. E non c'era poco fa. Sì che c'era. Oh, si ricomincia, Muro! Master block della Jolly che si porta a casa questo primo set al Palabonini. 25 a 23 sulla schiacciata di Raffaele Saitta. Wow! Non poteva chiudere meglio la Jolly Cinquefrondi questo primo set. (1-0)
qui al Palabonini di Cinque Frondi. E intanto con la regia possiamo vedere i risultati delle gare dei playoff che interessano ovviamente i nostri gironi, quindi girone L1 e girone L2. Eccole qua, si sono giocate tutte queste 3 partite sabato. Volley Catania ha perso per 3-0 contro Raffaele Lamezia, Raffaele che era nel nostro girone. Gabbiano Pozzallo ha perso per 1-3 contro Letojanni, anche Letojanni era nel nostro girone. E poi Costa Dolci Papiro ha perso per 0-3 contro Farmap Saber Palermo, Costa Dolci che era nel nostro girone. Hanno vinto tutte le squadre in trasferta. Ricordiamo che ovviamente ci sarà anche gara 2 in programma sabato. Come dicevo a inizio gara, c'è stato un mese e quasi e mezzo di pausa per permettere i recuperi delle varie partite rinviate per problemi Covid ovviamente nelle varie squadre in tutta Italia. E allora si è fissata la data dei playoff. In questo mese di maggio, 12 maggio, quest'oggi, Jolly Cinquefrondi che aveva disputato i playoff promozione Serie A3 3 anni fa con Antonio Polimeni a guidare la squadra, Domenico Laganà, l'opposto, Limberger, Bellucci, una bella squadra. E salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo, che ovviamente sappiamo che continuano a seguire anche la squadra da lontano, grazie a noi. Squadre nuovamente in campo per questo secondo set al Palabonini, 1-0 per la Jolly Cinquefrondi. Confermato il 6 iniziale: Bonati, Orlando, Vaiana, Remo, Puntorieri, Ciccio Pugliatti e degli esposti per la Jolly. Gupe con De Costa e libero. Sergio Petrone. C'è Turlà, c'è Saitta e c'è Calabrese. Servizio ricevuto da De Costa. All'indietro, buono il muro della Jolly sull'attacco di Calabrese. Copertura della Jolly. Simone Puntorieri in bagger per Ciccio Pugliatti e il primo punto è della Jolly Cinquefrondi con un money out di Francesco Pugliatti. Parte bene la Jolly al servizio ancora in +1 Luca degli Esposti. Oh, Ace. Saitta non si inginocchia per tempo, rimane piantato. Ancora Luca degli Esposti, riceve il numero 8,
No, non è vero, non c'è il numero 8, il numero 6. Turla, poi la schiacciata forte, non riescono a tenere i giocatori della Jolly e quindi Sì, Saitta si fa perdonare subito per l'errore della precedente azione. si riporta a -1, quindi la Jolly 5 Frondi. Al servizio adesso la Cuppe con Petrone. Occhio alla sua spin pericolosa che stavolta si ferma sulla rete a +2, quindi break Jolly. Ora Matteuccio Bonati al servizio. Su Turla. Duello aereo vinto da Fabio Remo, se non mi sbaglio, 4-1. Ancora Matteo Bonati al servizio. Batte bene su Turla. Muro Jolly. Difende Simone Puntorieri. Fabio Remo chiamato all'attacco. Recupera il muro della Jolly. Costruzione della Cuppe. Ancora buono della Jolly 5 Frondi. Un muro strano, è partito sulla spalla probabilmente. Perché la palla è andata giù e è ritornata su. Sì. 5-1. In discesa, muro in discesa, presa con la spalla di... Da sottolineare, Renato, una bella copertura a muro della Jolly. Sembra giù di morale Saitta. Pallone molto teso. Bravo De Costa, sì, è stato bravo. Saitta. Peccato. Stavolta si fa perdonare subito. Sì, tocco del muro che porta fuori tempo la nostra copertura. 5-2. Saitta al servizio. Autore dell'ultimo punto della Cuppe. Spin per lui. E si ferma anche questa sul nastro. Altro errore al servizio per la Cuppe Catania, che vuole forzare il servizio. Sì, vuole mettere in difficoltà la nostra ricezione per ovviamente non permetterci di fare una buona costruzione. Sì, tra l'altro un buon punto in spin può far calare di tanto il morale dei ricevitori della squadra avversaria. 6-2. Si cambia pallone. Cosa succede? Si cambia pallone. Si deve igienizzare la palla. Ce n'è una sola. Walter Vaiana al servizio per la Jolly. Riceve De Costa, preso di mira dalla Jolly. Ancora buono il muro della Jolly. Un po' in conflitto i giocatori della Cuppe. Ciccio Pugliatti ne approfitta. Mani out di Ciccio Pugliatti. Ciccio Pugliatti con un mani out ottiene il 7° punto, portando avanti di 5 la sua squadra. Famiglia Pugliatti al completo. C'è un po' di confusione in campo nella Cuppe. Walter Vaiana ancora al servizio, stavolta non precisissimo De Costa. Buona la schiacciata. C'era la copertura a fondo campo di Vaiana. Chiamato questa volta è mani out 16, sulla schiacciata. Calabrese, che ottiene il mani out. 7-3. Al servizio adesso Francesco Scuderi. Pallone su Simone Puntorieri. Al centro, buona. La schiacciata di Peppe Orlando. Ottimo primo tempo della Jolly 5 Frondi. 8-3. Ciccio Pugliatti al servizio. Buona su De Costa. Petrone al centro. Buonissimo questo primo tempo
di Belluomo. Primo tempo chiama, primo tempo risponde da una parte e dall'altra. Calabrese al servizio. Pallone flottante per lui. Out Flotta però. lungo. Altro errore al servizio per la Cope Catania. 9-4. Manca di precisione la formazione ospite. Fabiolino Remo. Jump spin per lui. Buona. Su De Costa, pallone che torna nel campo della Jolly. La gioca degli esposti Matteo Bonati. Copertura, autocopertura. bravo. Qui Petrone. Pallone un po' lungo, bravissimo. Oh, palla spinta Calabrese. di Turla. 6. Turla. No, era Calabrese. Non era Calabrese. Calabrese era. No. Sì, sì. Degli esposti. Altro attacco buona. centrale della Jolly. Peppe Orlando. Torna Orlando furioso. 10-5. Ed è proprio Peppe Orlando ad andare al servizio per la Jolly Cinquefrondi. Chiamata a formazione dal capitano Luca degli Esposti. Ne approfitta Petrone Sergio, l'altro capitano, per parlare con il primo arbitro. È chiamato il capitano degli Esposti dal primo arbitro. Porta. Forse perché fa troppo caldo. Ah, no, è chiuso. Ok. I riscaldamenti. Cosa? Non ho capito. capiamo cosa. Ah, ok. Forse perché fa troppo caldo hanno chiesto di mettere un po' di aria per far circolare l'aria. Ok, ok. Questa era la richiesta iniziale di Petrone, forse. Si perde un po' di tempo. Peppe Orlando. Oh, non riceve benissimo il numero 6 Turla. Ci mette una pezza. In difficoltà qua la Jolly. E Bonati costretto alla free ball, quindi ne può approfittare la Coupe. E c'è un buco. Bravo Petrone. Mettere di là questo pallone. Un po' di confusione in campo, ma alla fine il punto è della Coupe. Bell'uomo al servizio. Servizio della Coupe. Riceve Fabio Remo con un ottimo tuffo. Matteo Bonati, bravo Fabio Remo qui, però non ci può arrivare Luca degli Esposti. Ottimo spirito di sacrificio di Fabio Remo, ma punto agli avversari. 10-7. Servizio di Marco Belluomo sul 10-7. Out però, altro errore al servizio della Coupe. 11-7. Luca degli Esposti al servizio per la Jolly. Riceve Saitta. Copertura della Jolly. Pallone rimandato di là.
Stavolta dall'altro Out. lato, smanaccia completamente, ma c'è tocco, secondo l'arbitro, sull'attacco di Calabrese. Era di nuovo davanti agli occhi dell'arbitro. Ma non 11-8. c'è stato alcun tocco. Non c'è stato Ha assolutamente alcun smanacciato tocco. Calabrese, ha smanacciato. Sì. Passata lontana. No, ma Mi infatti stavolta dispiace. solitamente i giocatori della Jolly lo ammettono quando c'è il Appunto. tocco. Servizio di Sergio Petrone. Spin per lui. Tesa, ci Buona. arriva Simone Puntorieri. Degli Esposti, è una Ed doppia. è una doppia, peccato. È una doppia. Stavolta la vede l'arbitro. Il pallone era molto veloce, non è riuscito a sistemarlo. Si riporta a -2 la Guppe Catania in serie positiva. Servizio di nuovo su Simone Puntorieri, stavolta bene degli Esposti per Ciccio Pugliatti, la parata di De Costa e la free ball. Simone Puntorieri. Ancora no, era Matteo Bonatti chiamato in causa. Tacco centrale vincente di Bandieramonte. Sì, 11-10. E si porta a -1. Recuperati 5 punti. Sfrutta tutti i suoi centimetri Bandieramonte qui. (11-10) in difficoltà qua la Jolly. Buono ancora il servizio di Petrone. Ciccio Pugliatti tocca il muro, c'è la copertura di De Costa, stavolta è piazzato bene in campo. Out l'attacco di Calabrese, abbondantemente out. 12-10 e si riporta in break la Jolly. Si scaldano un po' gli animi in campo. Matteo Bonatti al servizio. Muro della Jolly su Saitta. 13-10. Dicevo, la Guppe che si era posizionata bene in campo. Adesso 2 punti consecutivi della Jolly. Ancora Matteo Bonatti al servizio. Sempre jump float per lui. Tesa su De Costa in bugger, costretto al bugger Petrone. Buona qui la schiacciata di Calabrese. Trova il varco giusto. 13-11. Saitta al servizio. Buona. All'indietro degli Esposti per Ciccio Pugliatti, costretto ad alzare un campanile. Muro della Jolly, tocca però la rete. Ciccio Pugliatti. Sì. Peccato, era un buon muro tra l'altro. Ciccio mi sa. E si riporta a -1 la formazione ospite a caccia del pari. Servizio di Saitta, spin! Zona di conflitto tra Matteo Bonatti una bellissima e Petrone. Spin. È quello che è mancato alla Gupe. 13 pari. Adesso sì che c'è la parità. Dopo diversi errori al servizio, trova l'ace la Gupe. Ancora Saitta, ancora Tesa su Simone Puntorieri, pallone che torna nel campo catanese. Tacco centrale Bandieramonte, mani out e passa in vantaggio alla Gupe Catania, 13-14. Incredibile. Questa progressione della Gupe ha messo in difficoltà
Molto bello. la Jolly. Ora c'è il time out della Jolly. È il bello dello sport, trovare forze all'improvviso, forze che ti danno sempre più carica. Adesso in vantaggio la Gupe Catania. Tornano in campo le due squadre dopo il timeout chiesto da coach Chirumbolo. Riprende la Gupe Catania. Al servizio ancora Saita, che stavolta però si ferma sulla rete. 14 pari, torna in parità. Dopo 5 battute, 4 battute, 5 sono. Servizio Saita. di Walter Vaiana. Buona la costruzione della Gupe. Buono l'attacco di Calabrese che fa uso delle mani del muro avversario e porta nuovamente in vantaggio la sua squadra. Al servizio Bandieramonte. Riceve Matteo Bonati degli esposti al centro per Pepporlando. Non ci arriva bene. Benissimo. E colpisce bene invece Calabrese e porta in break la Gupe Catania. Sembra un'altra squadra quella in campo adesso, quella che sta affrontando il Cinque Frondi. Anche il Cinque Frondi sembra un'altra squadra. Manca di energie che ha avuto nel primo set. Manca di lucidità. Ha bisogno di qualche situazione favorevole. Qualche bel punto. Bandieramonte al servizio, molto teso. Altro errore al servizio della Gupe. 15-16. 16-15. No, 15-16. Yes, ho sbagliato io. Ciccio Pugliatti riceve De Costa, non era facile. Pallone che sembrava destinato out. Simone Puntorieri. Luca degli esposti all'indietro per Ciccio Pugliatti. Out. Aveva un po' di spazio. Chiede tocco Ciccio Pugliatti, ma non c'era. Break della Gupe. Piccola interruzione. Qualcosa da appuntare al segnapunti. 15-17. Gioco che può riprendere. Servizio di Calabrese. Jump float per lui. Tesa su Fabio Remo. Negli esposti manda di là. C'è De Costa. Salta Pepporlando. E salta bene. Prende in contropiede. Ottiene il 16° punto, riporta a -1 la Jolly. Chiede di rispettare il quadratino di riscaldamento, il secondo arbitro. Questa formazione della Gupe. Qualche problema nella... Ah no, ha chiesto formazione mi sa Petrone. Ok, 16-17. Gioco che può riprendere nuovamente
Fabio Remo al servizio, ancora spin per lui. Riceve bene. Il numero 10, la copertura perfetta di Matteo Bonati. 17 pari. Si oppone al tentativo dell'alzatore Petrone di mandare la palla dalla parte della Jolly. Ancora Fabio Remo al servizio. Buona. Sempre spin, sempre su De Costa. Pallone stavolta sistemato bene. Si è portata via la rete. Si è portata via la rete. Si è portata via la rete. Si è portato via la rete, signori. Si è portato via la rete. Cartellino giallo inevitabile alla Jolly. Bisogna vedere se la palla è arrivata prima del... Non abbiamo il replay dell'altra telecamera, vero? No. Rosso alla Jolly. Cartellino giallo e poi subito dopo cartellino rosso alla Jolly 5 fronti. Mi ricorda la regia che aveva già dato il giallo, penso nel primo set, quindi era inevitabile il rosso. E aspettiamo, in attesa che venga segnato tutto sul segnapunti. 17-19 dovrebbe essere. Sì. No, dicio. Gioco che può riprendere dopo questa confusione. Serviva un po' uno scossone in questa partita. Stava andando tutto tranquillo. Qualcosa doveva succedere. 17-19. Quindi dopo il rosso Turla alla al servizio. Pep Orlandenbacher per Matteo Bonati. Tocca il muro. De Costa a coprire. Tacco centrale. Ciccio Pugliatti non riesce a tenere in gioco il pallone e va al 20° punto. La Gumpe Catania, 17-20. Chiama timeout. Sì, bisogna smorzare un pochino, raffreddare i bollenti spiriti. Sì. E lo vediamo, mister Chirumbolo, in primo piano. Da vedere se c'è la possibilità di rivederla, ma forse dalla telecamera centrale. No, non si vede con quella centrale perché c'è l'arbitro è davanti. troppo centrale. Troppo quindi... centrale. Dobbiamo montarla disassata dal... Spostiamolo un pochino la prossima volta. Squadre nuovamente in campo, 17-20. Al servizio Piero Turlà. Simone Puntorieri riceve degli esposti, attacco centrale, pallonetto di Peppe Orlando, facile. Sì, non hanno più lucidità. Muro Jolly, monster block su il numero 10 Saitta. 18° punto della formazione 5 frontese. Ci voleva anche questo. Forza. Peppe Orlando al servizio. Out però il servizio di Peppe Orlando. Non si coordina bene, 18-21. Cambio, abbiamo visto già nell'altro set. Al servizio
14 contro il numero 13 Romano. Romano va al servizio. Esce Belluomo. Esce Belluomo. Romano che tra l'altro prima quando è entrato ha battuto e poi ha fatto un ottimo recupero in difesa. Vediamo questa flottante di Romano. Molto tesa. Fabio Remo riceve delle esposte all'indietro per il suo opposto. Ciccio Pugliatti che però Prende il colpisce nastro. la rete. Era troppo arretrata sì. per Ciccio. Ci voleva quel 50 centimetri, un metro più vicino alla rete. 18-22. Ancora il servizio Romano. Tesa su Matteo Bonati e Matteo Bonati riceve ed Murato. è un muro. Monster block della Coupe Catania e adesso la Jolly non vede l'ora di chiudere questo set per aprirne uno nuovo, sperando con una testa diversa. Cambio nella Jolly, entra Giacomo Varamo, esce Matteo Bonati. 18-23 il punteggio. Ancora il servizio Flavio Romano. E in zona di conflitto tra Remo e Giacomo Varamo. Varamo non riesce a ricevere bene. Ace per la Coupe Catania, 18-24. Una decisione arbitrale in questo set abbastanza discutibile, che ha mandato in tilt completamente la Jolly 5 Frondi. Ne approfitta ovviamente la Coupe Catania per agguantare il risultato. Riceve bene Giacomo Varamo, si propone anche per l'attacco ma viene murato e si chiude qui il secondo set al Palabonini di 5 Frondi. 18-25, 1-1 il totale. 25-23 il primo set, 18-25 il secondo set qui al Palabonini. Ci risentiamo tra pochissimo.
Si ripartirà. Ops. Ci risiamo qui in diretta dal Palabonini di 5 Frondi. 1-1 di set, pronti per questo terzo set. Il primo 25-23, il secondo 18-25. Gupe che parte in P1 col palleggiatore, Petrone al servizio. Sì. Mantenuto il numero 3 Bandieramonte. Riceve Matteo Bonati degli Esposti, la alza per Fabio Remo, tocca il muro, De Costa copre, schiaccia Saitta, degli Esposti, pipe di Matteo Bonati, in bugger De Costa. Oh! Non colpisce bene degli Esposti su questo attacco, spalle curvate e pallone che schizza via. Sì, c'era anche Matteo Bonati forse di lato, per cui ha avuto difficoltà. Quindi stavolta parte bene la Gupe Catania. Parte con la spin del suo alzatore. Degli Esposti perché trova Fabio Remo, non era un c'è pallone tocco. buono. Ma non era un pallone buono, Renato, non poteva fare meglio Fabio Remo. Io non l'ho visto il tocco. Però protesta anche il nostro allenatore, eccolo lì, ha detto di sì, ha detto di sì, ha detto di sì, si è accusato, arbitro, si è accusato, dai. Ancora servizio spin degli Esposti. Fabio Remo stavolta non sbaglia, tocca il muro dell'avversario. Mi sembra che era il numero 6 Turla che ha accusato il tocco, ma non è stato preso in considerazione dal primo arbitro. Intanto Vaiana al servizio. De Costa, primo tempo, ci mette una mano Matteo Bonati, ma non riesce a fermare l'attacco centrale. 1-3, sta soffrendo la pressione la Jolly. Sì, anche con questa situazione del tocco non visto e si è autoaccusato il giocatore. Non so, tu eri impegnato a sistemare il PC. Saitta al servizio, riceve bene Simone Puntorieri, non era un pallone preciso per Fabio Remo, è indeciso su chi dare il punto. chiama tocco, non protesta nessuno nella Gupe. 2-3, era molto indeciso l'arbitro. Sì, il secondo arbitro è rimasto lì fermo non ha chiamato l'invasione di Gupe. di Fabio Remo, che ha preso la parte esterna della rete. Spin di Ciccio Pugliatti, ricevuta bene. Con bravo, cambia mano al volo. Bravo qui Bandieramonte, non ci arriva con la destra, ci arriva con la sinistra e riporta in break la sua squadra. Matteo Bonanti riceve degli Esposti, attacco centrale, buona la difesa della Gupe. Buono anche l'attacco di Turla. Si distende Matteo Bonati, non può far nulla. 2-5. Buono il pallonetto di Fabio Remo. Out. È in. 3-5, protestano i giocatori della Gupe. L'abbiamo visto noi che siamo qua su. Il secondo arbitro era lì. Non sta reggendo la pressione della coppia arbitrale. Cartellino giallo inevitabile per la par condicio. Si scaldano gli animi al Palabonini, ma è già dal secondo set così. Ci sta tutto questo cartellino giallo.
Devono tenere sotto controllo la gara i due arbitri. Mentre si prepara a fondo campo Fabiolino, il nostro piccolo Remo. Guarda mister Chirumbolo che si appoggia al palo della rete. Chiama formazione intanto il capitano Petrone. Eccolo lì, mister Chirumbolo. A dialogo con l'allenatore avversario. E ride il coach del 5 Frondi. Break Gupe, gioco che può riprendere, 3-5. Fabio Remo al servizio, spin, ma sbaglia il colpo. Ha tentato voleva una palla corta. Una palla corta, proprio corta. Ma si ferma sulla rete, la coperta 3-6. è corta, i piedi si raffreddano, si congelano. Intanto Calabrese al servizio per la Gupe. No, lascia sfilare Fabio Remo. Stava ancora pensando alla battuta. Sì, 3-7. E palla perfettamente in campo. Servizio ricevuto da Matteo Bonati degli Esposti. Cerca proprio Matteo Bonati. Un attacco che mancava, un'azione rapida della Jolly, 4-7. Sì, il posto 4 di Matteo ha sempre dato buone schiacciate. Orlando al servizio. Attenzione al pipe. Bravo Vaiana. Bravo anche a schiacciare Walter Vaiana. Molto attento in questo caso. Sfrutta i suoi centimetri per saltare in tempo. 5-7. Di nuovo a meno 2 da Jolly. Orlando al servizio. Bella tesa. Sì. Attenzione, Murani out, peccato. Out. È stato bravo Turla in questo caso. Aveva uno spazio ristretto per attaccare. Sì, le mani non erano posizionate al meglio di Vaiana questa volta. Matteo Bonati. E Walter Vaiana, ancora lui per la Jolly. 6-8. Non schiaccia forte, ma ci mette l'anima per ottenere questo punto. Luca degli Esposti al servizio. Flot tesa, infatti errore in ricezione. Vaiana degli Esposti all'indietro per Ciccio Pugliatti a tutto braccio, che prende in pieno De Costa. 7-8. Era da un po' che Ciccio non pestava. Sì, e gli serve questo punto. Luca degli Esposti ancora. De Costa. Mamma, come è passato in mezzo al muro. Si è coordinato in maniera perfetta il giocatore della Gupe e torna avanti di 2 la formazione siciliana. Bell'uomo al servizio. Su Simone Puntorieri degli Esposti cerca Ciccio Pugliatti. Monster block. Un super monster block. Si scusa con i suoi compagni. Ciccio Pugliatti se ne è reso conto anche lui che poteva tirare in maniera diversa. Sì, perché giustamente il muro era piazzatissimo. Era lì. Palla molto vicina. Un pallonetto, qualcosa in più si poteva fare. 7-10. Strana questa battuta, questo lancio del pallone, ma efficace. Ace della Gupe, 7-11. E la Gupe non sta sbagliando al servizio come nel precedente set. Nonostante abbia vinto. Time out Gupe e Jolly. Sì, serve.
Di nuovo sotto la Jolly. La Gupe Catania, Renato, che nel suo girone ha vinto tutte le partite tranne una, e l'unica che ha perso l'ha persa per 2-3. Quindi quasi a punteggio pieno. Sì, non abbiamo visto una Gupe irresistibile. No, perché ricordiamo che il girone L, così come tutti gli altri gironi, sono stati suddivisi in 2 mini gironi per incontrarsi adesso nei playoff. Le prime 4 hanno avuto accesso ai playoff. Al servizio il numero 14, Belluomo, dopo il time out chiesto dalla Jolly. Riceve Matteo Bonati, Luca degli Esposti cerca proprio Matteo Bonati, c'è la copertura. Tocco del muro. Ha alzato Belluomo, muro della Jolly, la copertura di Puntorieri. Ciccio Questo Pugliatti, Ciccio, bravo. questa volta stringe il colpo, sì, per una diagonale stretta. 8-11. Pronto al servizio Matteo Bonati per la Jolly. Riceve la Gupe. Bello qui. Di nuovo. Bello questa. Di nuovo Petrone. È il secondo punto che fa, vedendo la Jolly con il buco al centro. Sì. 8-12. Questo si chiama punto a ciambella. Ciambella col buco. Esatto. Si deve asciugare il campo della Jolly. È pronto al servizio Petrone. Bella questa spin. Ciccio Pugliatti prova a sistemare, tocca però il tetto del Pallabonini, il pallone. 8-13, molto in difficoltà la Jolly. E la Gupe che sembra totalmente tutt'altra squadra rispetto al primo set. No, è la Jolly che... Però fai caso che un'altra strada. Molte battute sono migliorate rispetto ai set precedenti. Sì. Scherzavo. Scherzavo. E sono peggiorate le ricezioni. Scusa, questa alzata di Ciccio che la manda al soffitto. Vaiana al servizio. Nastro. Calabrese. Mura 1, la copertura di Ciccio Pugliatti, degli Esposti al centro in pipe per Matteo Bonati, un pallone così viene recuperato dalla Gupe. Matteo Bonati, degli Esposti, dietro per Ciccio Pugliatti, mani, non c'è un'invasione. L'invasione sì del muro della Gupe. 10-13, cerca un po' di punti la Jolly. Può respirare però la Gupe, perché è avanti di 3. Ancora Walter Vaiana al servizio per la Jolly. Su De Costa. Pallone out poi, ma discutibile il palleggio. 10-13, 11-13. Walter Vaiana al servizio ancora per la Jolly. Stavolta troppo corto il servizio. E si riporta a più 3 la Gupe Catania. Raffaele Saitta al servizio. Spin per lui, out stavolta.
12-14. Ciccio Bugliatti ora al servizio. Spin per lui. Buona su De Costa che tiene bene. Muro jolly, ancora copertura di De Costa al primo tempo. E muro dell'Orlando Furioso su questo tentativo di attacco centrale. Sì, tra l'altro pallone che è rimbalzato sul nastro della rete. 13-14, dava l'illusione ottica del fallo del Muro. Ciccio Bugliatti, spin per lui. Ed è out di poco. Di Vista poco. bene però da De Costa. 13-15. Di nuovo più 2. Ottima lettura della Coupe. Con Bandieramonte al servizio. Bandieramonte l'ha giocato il primo set, mi pare di 9. No, entrato nel secondo. Pallone a campanile, Remo non benissimo. Duello aereo, vinto da Luca Degli Esposti. E qui spreca qualcosa la Coupe. 14-15. Sì, su una palla strana, palla a campanile. E non aveva manco ricevuto bene. Sì, è una ricezione sbagliatissima. Fabio Remo al servizio, spin per lui. Out. È out. Carica troppo Fabio Remo. Non vuole riagguantare il risultato la Jolly. Altro break della formazione ospite. Calabrese al servizio su Fabio Remo. Matteo Bonati dalla sua posizione. Peppe Orlando poi non si fa pregare. Mani out. 15-16. Carica i suoi Tonino Chirumbolo. Sì, dopo il colpo al fianco di Matteo Bonati, dal colpo di grazia l'Orlando Furioso. Si ferma sotto del nastro. Noi facciamo come i gamberi. Una cosa buona e 2 sbagliate. Altro errore al servizio per la Jolly. Altro errore in servizio in questa partita. Turla al servizio. Ennesimo. No, è out, meno male. Mamma. Sulla linea. No. Sulla linea. Scende all'improvviso questo pallone. Non l'abbiamo preso, peccato. 15-18. Torna a più 3 il Catania. Riceve Matteo Bonatti. Duello aereo di nuovo. De Costa in bugger. Buonissima la schiacciata di Turla. Mani out. 15-19. A più 4 stavolta la Coupe, che può approfittarne di questo grande vantaggio. Chiama time out mister Chirumbolo. Secondo time out in questo set per Chirumbolo. Squadra di nuovo in campo dopo il timeout richiesto da mister Chirumbolo. Al servizio Turla. Riceve Matteo Bonati, Luca Degli Esposti a mandare di là il pallone, poi il pallone che carambola tra i giocatori della Coupe. Quasi a giocare alla tedesca a calcio. 16-19. Servizio di Luca Degli Esposti, l'attacco centrale. Primo tempo fortissimo, veloce. Di bell'uomo.
16-20, di nuovo più 4 della Coupe. Serve uno slancio, un episodio a favore della Jolly che possa dare una ricarica. Rientra Romano alla battuta. Al servizio, sì. Ed è uscito Belluomo. Non bene qui Matteo Bonati, pallone che viene recuperato dalla Jolly, free ball, Simone Puntorieri, in bugger, duello aereo. Bravo Matteo! Vinto da Matteo Bonati, mani out. Bravo Matteo! Ne esce bene la Jolly da questa situazione, un po' in difficoltà. 17-20, buona azione. Si chiude il cambio, rientra Belluomo al posto di Romano, che poi Belluomo lascia il posto al libero De Costa. Tenta un recupero in extremis la Jolly qui. C'era arrivato penso degli esposti forse. Sì. 17-21. Adesso pronto al servizio Sergio Petrone, il capitano della Coupé. Alla spin. Occhio alla sua spin. Riceve Simone Puntorieri dagli esposti, all'indietro per Ciccio Pugliatti, mani out. Ciccio Pugliatti. No, ma in campo. 18-21. Sì, era pure in campo. Walter Vaiana al servizio. Molto corto il suo servizio. Saita tocca il muro, la spinge Matteo Bonati degli esposti per il suo opposto Ciccio Pugliatti. Pallone che è anche in campo dopo il tocco del muro. 19-21. Ancora Walter Vaiana al servizio, bacia il pallone come il suo solito. Sempre tesa. È bella questa schiacciata. Beh, quasi senza salto. Calabrese che non si sentiva da un po'. 19-22. E lì la Coupé pronta ad ottenere questo terzo set. Bella questa spin, la tiene bene Simone Puntorieri. Fabio Remo, buona la difesa della Coupé. Si coordina bene anche Turla che viene murato. C'è la copertura di degli esposti. Peppe Orlando ad alzare. È un centrale e si vede. Un pallone troppo arretrato per Ciccio Pugliatti che smanaccia. Pallone che finisce out. 19-23. Viene chiamato dalla panchina della Jolly Massimiliano Lopetrone. Il bomber. Esce Fabio Remo, entra Massimiliano Lopetrone. Spin di nuovo di Saitta. Raffaele Saitta. Out questa volta, sì. 20-23. Dicevo prima, chi ti ricorda il nome Saitta? Non ti ricorda nessuno in particolare? L'alzatore della Tonno Callipo. Terzo alzatore di nazionale. Ciccio Pugliatti, buona la sua spin. De Costa tiene in gioco. Con un braccio ci arriva Puntorieri. Poi ancora Ciccio Pugliatti. Pallonetto, finisce out. Sì, perché tocca l'asta. Sì, era ormai troppo lunga, non è riuscito il numero 16 calabrese. 21-23. Time out Coupé. Pensavo sbagliasse l'arbitro. Pensavo stesse per chiamare un'invasione del muro. Pensato. No, era visibile. Ma era posizionato bene il secondo. Time out quindi chiesto da coach Petrone.
sul 21-23, il primo della Coupe in questo set. 2 sono già stati chiamati dalla Jolly. Ciccio Pugliatti riprende il pallone, pronto a far ricominciare il gioco. 21-23 in questo terzo set al Pallabonini 5 Frondi. De Costa. Monster block della Jolly. Monster block della Jolly che mura il numero 6 Francesco Turlà. 22-23. Ancora Ciccio Pugliatti al servizio. Concentrato. Ace! Ace di Ciccio Pugliatti. Rimangono fermi Turlà, no, Saitta, 23 pari. e De Carlo e De Costa. Qualcosa è successo. Qualche gesto di stizza c'è stato. Ciccio Pugliatti ancora. De Costa, bravissimo in tuffo. Lopetrone salta. E c'è un fallo della Coupe. C'è un fallo della Coupe. 24-23, si porta al set point. La Jolly 5 Frondi. Chiama il secondo timeout a disposizione. La formazione ospite. Incredibile al Pallabonini. Così, dal nulla. (24-23) si torna in campo. Un pallone pesante tra le mani di Ciccio Pugliatti. Ancora spin per lui. Tocca anche il nastro. Muro Jolly, la copertura. E il muro Jolly che va sulla rete. Dicono di noi, ragazzi, ma ci può stare, anche se il pallone può aver toccato la rete, ma comunque. Chiama fallo l'arbitro di gara. Non lo so, non so se c'è. È difficile, da questa prospettiva è difficile. 24 pari, si arriverà a 26. Cambio, è uscito il numero 3 Bandieramonte ed è entrato il numero 11 Scuderi. È rientrato Scuderi al servizio. Sì, Bandieramonte non era ottimo il suo servizio. Massimiliano Lopetrone. Tacco centrale di Peppe Orlando, ci arriva Scuderi. Muro di Massimiliano Lopetrone da solo. Ancora pallone lì. Ancora muro della Jolly. Altro fallo del muro. Altro fallo del muro. 24-25. E stavolta il set point ce l'ha la Coupe Catania. Si ribalta nuovamente il risultato qui al Pallabonini. Non ci crede quasi Luca Degli Esposti, che chiede formazione. No, non ha chiesto formazione, quindi può battere Scuderi. Si ferma sulla rete. 25 pari. Guarda, Ciccio Pugliatti è silenzioso, Renato. Ha una Massimiliano Lopetrone ha una faccia Ciccio Pugliatti al servizio, vediamo se fa la sua bomba. Ha una spin, no? No, jump float per lui. Non forza. Tocca il muro, la copertura di Massimiliano Lopetrone a fondo campo. Oh, accompagnata no. La fa sempre questa Simone. La fa sempre. Era questa sopra. Puntorieri la fa sempre. Non l'hanno mai chiamata. 25-26. Altro set point a disposizione della Coupe Catania. Lopetrone si richiama, Simone Puntorieri.
È il solito gesto, Renato, di Simone Puntorieri. L'alzata un po' accompagnata, sempre al limite. Al servizio Calabrese, l'opposto della Cupe, pronto, non forza, Massimiliano Lopetrone recupera. Simone Puntorieri, free ball, vediamo come la sfrutta la Cupe. Pallonetto, ci arriva Simone Puntorieri con la rabbia. Matteo Bonati schiaccia forte, De Costa, pallone che torna di là al campo della Jolly, ed è il terzo punto che Petrone ottiene in questa maniera. Bravissimo qui il capitano alzatore della Cupe Catania, che regala il set ai suoi compagni. 25-27 questo terzo set al Pallabonini, incredibile. Ci stiamo divertendo a guardare della sana pallavolo. 1-2 di set. Primo set terminato 25-23, secondo set 18-25, terzo set 25-27, giusto? Sì. Tempo di ricaricare le pile anche noi. Torniamo subito, ci risentiamo tra pochissimo. Due a 1 di set, quindi qui al Pallabonini di 5 frondi per la Cupe Catania. Stiamo vedendo davvero dei bei scambi tra le due squadre, ribaltamenti di risultati continui. Ricordiamo che sabato ci sarà gara 2 e non ci sarà una gara 3, perché in caso si potrà giocare con il golden set. Questa è la decisione della FIPAV, che invece nei playoff di 3 anni fa era prevista la gara 3, ma lì c'era un girone unificato, ovviamente non c'erano due mini gironi. Squadre nuovamente in campo, vediamo, non ci sono cambi nella Jolly, quindi Bonati, Vaiana, Pugliatti degli esposti. Sì, c'è un cambio, Massimiliano Lopetrone al posto di Fabio Remo, Peppe Orlando e il libero Simone Puntorieri. Confermato nuovamente Bandieramonte nella Cupe Catania, quindi il libero De Costa, Bandieramonte, Sergio Petrone, Piero Turlà, Raffaele Saitta, Belluomo, l'altro centrale, e Calabrese.
quindi non ci sono cambi nella Gupe Catania. Ma forse sì, è stato cambiato l'altro centrale nella Gupe. Numero 14 Belluomo è stato cambiato, che è in panchina. Si sta avvicinando adesso. Sì, no, è nel quadratino di riscaldamento. Giocherà Scuderi, numero 11. Francesco! Inizia male la Jolly, errore al servizio degli Esposti. 1-0 per la Gupe Catania. Servizio spin di Petrone, out anche questa. 1-1. Pallone out chiama, pallone out risponde. 2 errori consecutivi al servizio. Matteo Bonati al servizio per la Jolly, 5 frondi. Riceve la Gupe. Petrone all'indietro per Saita Murato. Ma c'è il recupero straordinario della Gupe. Simone Puntorieri, degli Esposti, alza per Massimiliano Lopetrone. Chi è che tocca la rete? Massimiliano con il busto addirittura. Sì, non è riuscito a fermarsi per fare questa palla spinta. Ci voleva la palla un pochino più vicina. Avrebbe dovuto fare il limbo Massimiliano Sì. Lopetrone per non toccare la rete. No, la palla era in gioco. Buonissima questa spin, la tiene in gioco Simone Puntorieri. Ciccio Pugliatti chiamato in causa, c'è il muro e l'autocopertura della Gupe. Dall'altro lato tocca il muro della Jolly, degli Esposti, altro fallo a muro. Altro fallo a muro, ancora Lopetrone che tocca la rete. 1-3. Non so se è stato Lopetrone o Vaiana. O Vaiana, stavolta forse è Vaiana. No, Max dice di no, quindi Walter. Si è giocata un set, quello precedente, la Jolly, con i tocchi della rete. Bene. Ciccio Pugliatti è in. Bellissimo questo pallone di Francesco Pugliatti. 2-3. Walter Vaiana al servizio per la Jolly. Fischia già l'arbitro. De Costa. Attenzione al primo tempo. Stavolta tiene la Jolly. Massimiliano Lopetrone a schiacciare. De Costa. La prendono, non la prendono. E non recupera la Gupe questa volta. Bravo Max a coordinarsi bene su un pallone difficile. Sì. 3 pari. Ritorna il pallone. Sì, Calabrese è dovuto andare a recuperarlo, era finito fuori campo. Consegnato adesso nelle mani di Walter Vaiana. Tesa. Non una ricezione ottima della Gupe. Autocopertura di Ciccio Pugliatti, degli Esposti. Attacco centrale di Peppe Orlando. Un fulmine all'improvviso. Esce da dietro, nascosto dietro. Sbuca il pavimento del Palaponini. Dietro Peppe Luca. Orlando. Passa in vantaggio la formazione di coach Tonino Chirumbolo. Ancora Walter Vaiana al servizio. Stavolta riceve bene la Gupe. Buona la schiacciata. Buona la schiacciata. Forte la schiacciata di Calabrese. Tocca il soffitto del Palaponini. Non è riuscito ad ammortizzare. 4 pari. Bandieramonte al servizio. Giocava nel Palermo, mi pare, Bandieramonte. Forse sì. Vero? Ciccio Pugliatti C'è out, se non c'è tocco. 4-5. Sì, giocava nel Palermo, Gabriele.
Sì, l'abbiamo incontrato nei precedenti campionati di Serie B più e più volte. Ci sono brutti ricordi per la Jolly a Palermo. 2 anni consecutivi, tra l'altro. Massimiliano Lopetrone ha ricevuto per la Jolly, Ciccio Pugliatti schiaccia. Mani out. Si distende con tutto il braccio, ma davanti c'ha la panchina. Petrone ha provato a coprire, ma non ci è riuscito. 5 pari. Ciccio Pugliatti al servizio. E in ace di Francesco Pugliatti. Passa angolato, molto angolato questa battuta di Ciccio Pugliatti. Passa di nuovo in vantaggio la Jolly Cinquefrondi. Ancora spin, stavolta si ferma sul nastro. E di nuovo parità. Servizio di Calabrese. Massimiliano Lopetrone. Lopetrone, ma è murato. Murato da Petrone. Lopetrone murato da Petrone. Non ci avevo fatto caso. 6-7. C'è un articolo in più tra i due cognomi. Calabrese al servizio ancora, spinto dai suoi compagni di squadra. Out, traiettoria leggibile. Il siciliano out. Calabrese. Sì. Non so, chissà se è siciliano, non lo so, non abbiamo... La sua è la squadra siciliana, però, quindi... 7 pari. Massimiliano al servizio. Lopetrone. Non forza, jump float per lui. Su Saitta. Forte la schiacciata, tiene il muro della Jolly, degli esposti, tenta una palla di là. Troppo dietro per Ciccio Pugliatti. Muro, sì, non c'è copertura là. Non c'è copertura lì. Troppo dietro con muro a 2 senza rincorsa. Sì, 7-8. Poteva provare un pallonetto. Ma tutta la Jolly poteva fare qualcosa in più, forse. Turla al servizio. Simone Puntorieri degli esposti al centro. Buono. Per Peppe Orlando. Terzo punto in questo set per Peppe Orlando. Così. Ottima finora la prestazione di Puntorieri. Sì, è stato molto bravo quest'oggi. Ottime ricezioni anche su battute molto difficili. Che ha saltato l'ultima partita un mese quasi e mezzo fa contro le Toianni per un infortunio. Sì. Ha giocato Remo come libero. Tacco centrale forte, veloce di Belluomo che colpisce Ciccio Pugliatti e passa di nuovo in vantaggio la Cupe Catania. Comunque si stanno divertendo le due squadre in campo, a parte qualche scelta arbitrale. Belluomo, nastro, un po' frettoloso qui Belluomo, non dico stanco perché non sembra, ma frettoloso sicuro. 9 pari, appunto le due squadre. Degli esposti al servizio per la Jolly. De Costa, primo tempo. Mette una manata Puntorieri. Era telefonata, era lì. Bandiera Monte non ha bisogno di saltare. Ma Puntorieri non è riuscito ad indirizzare il pallone, però l'aveva presa. 9-10, di nuovo in vantaggio la Cupe Catania. Spin di Saitta. Preso, è in campo. All'incrocio delle linee. Preso proprio la riga di fondo campo. Ed ecco qua il break per la formazione catanese. Abbiamo visto anche il replay, gentilmente offerto dalla nostra regia di Annalisa Gallo. Ancora Saitta al servizio, si ferma sulla rete. 10-11.
continuano gli errori a servizio in questa partita. Peccato non avere gli scout. Li avrei voluti leggere i dati sugli errori a servizio quest'oggi. Matteo Bonati. Non ricevuto benissimo, ci arriva con un braccio Petrone. Poi free ball, vediamo come la sfrutta la Jolly con Massimiliano Petrone. E stavolta è stato il muro di Saitta a fare fallo ed era pure in il pallone di... Cioè non ha chiamato fallo l'arbitro. Quindi chiamato vincente la schiacciata di Lopetrone. Era una bella schiacciata, 11 pari. Bella lungolinea, tutto braccio. Al massimo la rete l'ha toccata Saitta, secondo me. Se non del tutto il pallone. Matteo Bonati al servizio. In bugger Petrone. Monster blocco della Jolly. Pallone che torna nel campo della Jolly. Un po' di confusione qui. Saitta. Pallonetto vincente. Bravo. Scavalca il muro della Jolly. Contropiede di Puntorieri che scappava pensando a un pallonetto. Invece palla spinta a fondo campo. 11-12. Di nuovo appunto le due squadre. Di nuovo in vantaggio la formazione ospite. Saitta di nuovo con la sua spin. Bene Massimiliano Lopetrone. Tacco centrale di Walter Vaiana, vincente. Vincente. E non solo Peppe Orlando, anche Walter Vaiana si fa sentire. 12 pari. Proprio Walter Vaiana ad andare al servizio adesso per la Jolly. Pallone dietro, parata degli esposti in bugger. Peppe Orlando si coordina. Massimiliano Lopetrone manda in controtempo la squadra, il tocco di Bandiera Monte. E stavolta è la Jolly a passare in vantaggio 13-12. Bravo Massimiliano Lopetrone in questa occasione. Non ha forzato la giocata, ha cercato il momento giusto per schiacciare. C'è un cambio, rientra Scuderi sì, al posto di Bandiera Monte. Mai nome fu così azzeccato perché è alto come una bandiera sul monte. Quindi Scuderi non stava giocando, stava giocando bell'uomo. Buona. Errore in ricezione, vediamo se riesce a rimediare. No, non rimedia. Turla. E stavolta il break è della Jolly 5 fronti. Turla è calato nella Gupe. Ecco subito il time out della Gupe. Time out Gupe. Sì. Primo allenatore della Gupe Fabrizio Petrone, secondo allenatore Dario Petrone. Mentre primo allenatore della Jolly mister Tonino Chirumbolo, secondo allenatore Salvatore Albanese. Potassio per Saitta che mangia una banana. Si riparte dunque dal break della Jolly dopo il time out chiesto dalla Gupe Catania. Walter Vaiana si aiuta con il nastro. Tacco centrale. Forse poteva fare qualcosa di più la Jolly, era molto telefonato questo attacco centrale di Scuderi. Non ho visto se per caso Orlando è saltato sull'alzata di Petrone e quindi si è trovato in discesa. Sì, perché il pallone era più per là che per qua. 14-13. È proprio Scuderi ad andare al servizio per la Gupe. Riceve Massimiliano Lopetrone degli esposti. Buono per Lopetrone. Bravissimo Max. Grandissimo Max in questo attacco. Riceve e attacca. Buona la combinazione rapida della Jolly. 15-13. Altro break della formazione calabrese. E non della formazione di Calabrese. Pugliatti al servizio, spin, stavolta non forza più di tanto. Altro attacco centrale, vincente della Gupe. Stavolta con Belluomo. Stiamo vedendo tanti primi tempi in questo set.
da una parte e dall'altra. Mancano le coperture. Mancano i al muri. centro, sì. Su questo tipo, Gabriele, di Attacco. quando palla molto attaccata alla rete, non sai se andare sull'alzatore che ti fa la prima intenzione o sul centrale. Calabrese che non forza il servizio, Massimiliano Lopetrone, degli esposti proprio per Buono! Max! Per Max Lopetrone! Bravo anche qui! 16-14. Altro break della Jolly. E il Max Lopetrone ora al servizio. Vediamo se Chirumbolo gli chiede la spin. Mi sa di sì. Ricordiamo che ce l'ha. Mi sa di sì. Prende una rincorsa più... No. Flot. Eccola là. Jump flot. Tesa. Sempre in quella zona del campo. Altro primo tempo. E ancora vincente. Il primo tempo della Cupe. Bisogna fare qualcosa per fermare questi primi tempi. 16-15. Continua a funzionare la combinazione. Tende il braccio l'arbitro. Battere meglio per mettere in difficoltà la Cupe nella costruzione. Massimiliano Lopetrone è preso di mira. Matteo Bonati. E torna anche lui al punto, non si faceva sentire da un po'. 17-15. Di nuovo break della Jolly. Inquadrato. Peppe Orlando pronto al servizio. Riceve non benissimo De Costa. Schiaccia Saitta, mani out. 17-16. Non impatta bene qua il muro della Jolly. Cambio sempre al servizio. Solito cambio della Rientra Cupe. Romano ed esce Belluomo. Non gli piace proprio il servizio di Belluomo al mister della Cupe. – 17-16. Romano riceve Matteo Bonati. Degli esposti, è proprio Matteo Bonati ad attaccare. Buona la difesa della Cupe. Saitta, pallonetto, legge bene Pugliatti, ancora Matteo Bonati chiamato in causa, ci arriva Simone Puntorieri. Degli esposti per Bonati, Monster block Cupe. 17 pari, di nuovo parità tra le due squadre dopo diversi break della Jolly. Sì, non aveva altre scelte perché Vaiana non era pronto. E dalla parte opposta, l'opposto Ciccio Pugliatti era troppo sotto rete. Buona la battuta di Romano. Tacco centrale, Walter Vaiana! Numero 16, tutto ok. Walter Vaiana di nuovo. Sì, colpito Calabrese in volto, ma fa segno nulla di grave, niente. È rientrato Belluomo al posto di Romano, che poi ovviamente Belluomo ha lasciato il posto al libero De Costa. 18-17. +1. Sì, degli esposti al servizio. Riceve Saitta, è proprio Saitta che si propone per la schiacciata, ma c'è la doppia di Petrone. Torna in break la Jolly 5 Frondi, 19-17. Luca degli esposti ancora al servizio. Tesa su Saitta di nuovo. E di nuovo doppia, non la chiama questa l'arbitro. E doppia degli esposti però. E no, dai. Erano evidenti da entrambe. Però prima c'è stata quella di Petrone. 19-18, altra scelta arbitrale discutibile della coppia di Matera. Non hanno visto i sassi nelle mani di Petrone. È vero. Mi è piaciuta questa. Comunque ancora in vantaggio la Jolly. Adesso il servizio è di Petrone. Riceve bene Simone Puntorieri degli esposti per Ciccio Pugliatti forte su De Costa. C'è il fallo del muro del numero 11 di Scuderi. No, di Scuderi, numero 11. Sì, che si scusa con i suoi compagni. 20-18, di nuovo +2 della Jolly.
Matteo Bonati al servizio. Peccato un punto, questo punto perso. Buona Matteo, Non presa una di buona petto. ricezione, De Costa sistema il pallone. Bella questa schiacciata, senza muro. Ciccio Pugliatti. Buono, bravo, Bravo. Massimiliano Petrone a fare pressing sull'avversario. Sì. 21-18, ha fatto benissimo a saltare Massimiliano Lopetrone. Time out Gupe. Sì, ha portato all'errore. Sì. 21-18 in questo quarto set al Palabonini. Vediamo il primo piano su bandiera Monte, ma più che altro su l'allenatore Petrone. Qualcosa da ridire ai suoi. L'anno scorso, Renato, nella Coupe giocava, se non mi sbaglio, Chillemi. Se non mi sbaglio. Non mi ricordo. L'abbiamo affrontato. Chillemi. L'abbiamo affrontato. Giovanni Chillemi. L'anno scorso. L'abbiamo affrontato là, poi c'è stato lo stop del campionato. 21-18. Comunque, se mi sbaglio, Attenzione, qualcuno attenzione primo tempo. correggere. Ancora primo tempo in questo set. Pericolosi sia da una parte che dall'altra. I centrali molto prolifici. Abbiamo la spin di Saitta ora. Occhio. 21-19. Occhio. Eccola. E si ferma sulla rete. Si ferma sulla rete. 22-19. Sceglie di forzare Saitta. È entrato Fabio Remo al servizio. Riceve... Costa. Out! Completamente out. Smanaccia qui il numero 6 Turlà. 23-19 per la Jolly. Primo tempo. Vuoi vedere che c'è il primo tempo ora? Guarda. Fabio Remo. Guarda, il numero 11. Eccolo. No, No, non l'ha invece dato. no. Oh, tocca la testa del muro. Il libero l'aveva preso. Tocca la testa del muro avversario. La schiacciata del giocatore della Coupe. 23-20. Scuderi al servizio. Lopetrone in zona di conflitto qui, costretto al bugger degli esposti. Ciccio Pugliatti smanaccia out. Mamma, quando è così non c'è. Giustamente cattiva ricezione della Jolly, cattiva costruzione, cattiva finalizzazione. Vediamo un attimo il rituale di Scuderi alla battuta. 23-21. Eccolo inquadrato Scuderi. Però c'è time out della Jolly. Time out chiesto da coach Chirumbolo. Renato, è il primo di Chirumbolo in questo set o il secondo? Ce l'hai segnato per caso? Sì, è il primo. È il primo. Sono due già della Coupe. Mentre la Coupe ne ha già fatti entrambi. Due. Bene, quindi buona la chiamata di Chirumbolo in questo caso. Ci può stare. Questo è un punto fondamentale. Pronto Scuderi al suo servizio. Su Matteo Bonati, riceve bene degli esposti all'indietro. La palla! Bella. E la palla di Ciccio Pugliatti! 24-21 sotto i piedi dell'allenatore della Coupe che conferma forte, che non l'ha vista proprio la palla. Era così forte.
Ed è proprio Ciccio Pugliatti al servizio. 3 set point a disposizione della Jolly per portare a casa questa. De Costa non tiene e la Jolly vince questo set 25-21. Si va al 2-2. Si va al tie break per questa prima partita dopo il lungo stop. Un mese, quanto è passata l'ultima partita? Un mese e io aggiungo quasi e mezzo. Quasi e mezzo. Un mese e mezzo dove i ragazzi sono dovuti rimanere comunque pronti. Sì, perché ci siamo fermati prima di Pasqua, quindi prima della settimana santa, che ricordo abbiamo seguito in diretta sui nostri canali. I vari riti, le varie tradizioni di Cinque Frondi trasmessi in diretta qui sulle Edicole di Pinuccio. Abbiamo trasmesso anche a Santa Messa Solenne di San Michele Arcangelo, nostro patrono, sabato. Certo, era un risultato inimmaginabile nel prepartita, questo 2-2. Vedremo. No, ma si era già vista a fine campionato la crescita comunque della Jolly sotto la guida di Tonino Chirumbolo. Crescita, sì, certo, è iniziata da inizio campionato, anche nella prima fase delle ultime partite dell'ex coach si è visto un notevole crescita che è continuata con Tonino Chirumbolo. Fa abbastanza caldo adesso, fa più caldo di prima. Sarà stata un po' l'ansia di questi punti finali ad alzare i battiti cardiaci. Comunque siamo sul 2-2 e ricordo la Guppe Catania fino ad adesso ha sempre vinto in campionato, ha perso solo una partita per 2-3. Gara 1 di questi playoff promozione per la Serie A3. I due mini gironi L1 ed L2 si sono riuniti per i playoff, si sono classificate le prime 4 classificate di ogni girone per poi continuare la strada affrontando le altre squadre italiane nei vari gironi. Squadre nuovamente in campo per questo quinto set, dove tutto è possibile, dove bisogna dare l'animo, dove bisogna buttare l'ultima goccia di sudore. Bisogna andare in riserva, le ultime energie per portare a casa questa gara 1. Nella Jolly riconfermato Massimiliano Lopetrone al posto di Fabio Remo. Quindi Lopetrone, Bonati, Peppe Orlando degli esposti, Simone Puntorieri, Walter Vaiana, Ciccio Pugliatti. Peppe Orlando che lascia il posto a Simone Puntorieri libero. In Gupe è mantenuto ancora il centrale Bandieramonte, il resto tutto invariato. La palla è della Gupe. Ci sarà il cambio ovviamente a 8 punti di campo. 2-2 di set, 0-0 il punteggio. Più uno. Quinto set. Gupe parte di nuovo con il suo palleggiatore. Petrone in spin. Buona di tiene bene Massimiliano. Petrone, sì. Dietro per Ciccio Pugliatti. Buona Ciccio Pugliatti. 1-0 della Jolly con questo money out di Francesco Pugliatti. Walter Vaiana pronto al servizio. Questo set è un po' come i calci di rigore
nel calcio. Molto tesa, attenzione al primo tempo di Bandieramonte. Sì. Ancora pericoloso il primo tempo della Cupe. 1-1. Fino ad adesso la Jolly ancora non è riuscita a contrastare i centrali della Cupe. Quando si fa una buona battuta bisogna trovare il modo. Saitta. Attenzione. Spin, tiene Matteo Bonati, ci arriva degli esposti in bugger, si coordina lo Petrone, out però. 2-1 quindi per la Cupe. Massimiliano Lopetrone riceve bene degli esposti all'indietro per il suo posto Ciccio Pugliatti. Petrone non tiene in gioco questo pallone e recupera di nuovo la Jolly, 2 pari. Respiriamo un po' tra un punto e l'altro. Ciccio Pugliatti al servizio. Buona la sua spin, tiene bene la Cupe. Ci arriva Peppe Orlando che si tuffa, degli esposti. Cerca Lopetrone, altra copertura della Jolly. Pallone recuperato e c'è invasione di Peppe Orlando che cadendo nel recupero non può fare a meno di muovere i piedi e giustamente li finiscono nel campo avversario. 2-3. Bandieramonte al servizio. Buono il primo tempo della Jolly. Pallonetto dell'Orlando Furioso. E è stanco Saitta. Renato guarda che è rimasto ancora a terra un po' dopo essersi tuffato per recuperare il pallone. 3 pari. Max Lopetrone al servizio. Plot che si ferma sulla rete. Colpisce male il pallone. Si è sentito dal tocco. 3-4. Calabrese per la Cupe al servizio. Riceve puntorieri degli esposti dall'altro Matteo lato. Bonati. Bonati Sacca. Rimbalza sul nastro della rete questo pallone, non tocca neanche il muro. No, tocca il muro e rifinisce sul nastro, sì, sul nastro della rete cadendo poi. Quindi sfortunata qui la Cupe. 4 pari. Orlando Furioso al servizio. Tesa. Attenzione al primo tempo. Prima intenzione. Più che al primo tempo Petrone che trova di nuovo la sua giocata. 4-5, di nuovo in vantaggio la Cupe. Servizio su Simone Puntorieri degli esposti al centro per Walter Vaiana. Ci arriva all'improvviso su questo pallone. Muro della Jolly, la copertura di Ciccio Pugliatti, degli esposti all'indietro per il suo opposto, Murato, la copertura di degli esposti. Free ball, vediamo come la sfrutta la Cupe. Attacco centrale, il pallone che torna nel campo della Cupe, altra free ball, stavolta non si fa fregare la Jolly. De Costa, la alza per Saitta che schiaccia bene. Simone Puntorieri tiene in bagre, poi degli esposti per Matteo Bonati a tutto braccio. La copertura a fondo campo. E poi Saitta ancora di Saitta nuovo che si muro. bene muro della Jolly. Non ce la fa più Saitta. No. E alla fine ottiene il punto Saitta. Che grande azione che abbiamo visto tra le due squadre. Non c'è stata la copertura del muro. Saitta tra l'altro era stanchissimo, è arrivato stanco. Sì, le mani schiacciata. Anche Luca degli esposti. E va in break la Cupe Catania. Con Turla al servizio. Tesa su Lopetrone. Degli esposti all'indietro per Ciccio Pugliatti. Mani out. 5-6. 5-6. Ripeto, 5-6.
Luca Degli Esposti al servizio per la Jolly. De Costa, Petrone verso Said out. Said out. È arrivato male sul pallone Said e ha dovuto caricare a tutto braccio l'attacco. Infatti è anche caduto dopo del colpo. Comunque non si è fatto niente. È stanco, è stanchissimo Said. Sei pari. Chiama formazione Petrone. Per dare un po' di fiato alla sua squadra. Sì, sì, assolutamente. Luca Degli Esposti Degli al Esposti. servizio. De Costa all'indietro, chiamato a casa, completamente out l'attacco di Turla e pareggia la Jolly. No, vai avanti, 7-6, va avanti. Ancora Luca Degli Esposti al servizio. Non forza Luca. De Costa, sì. Murato! Master block su Saita! E andiamo al cambio. E va al cambio campo in vantaggio di 2 la Jolly. 8-6. Potrei dare un consiglio a Saita di cacciarsi la mascherina, tanto non la sta usando. Per respirare. No, ma non la sta usando neanche, quindi è inutile che se la tiene sulla testa. Magari le può dare solo fastidio. Non lo so, vabbè. Scelte sue. Eccolo il quadrato. Raffaele Saitta. 2-2 di set. Cambio campo effettuato. 8-6 per la Jolly Cinquefrondi. Stende il braccio all'arbitro. Il gioco può riprendere. Luca Degli Esposti al servizio. Su De Costa. Primo tempo. Questa volta Mura. Stavolta Mura. Walter Vaiana. 2-6. Cambio. 9-6. Esce Saitta. Entra il numero 17. Gambino Salvatore. Sì, cambi del Gupe. Saitta che era stanchissimo. Vedremo come si comporterà E time out anche. Sì, time out della Gupe. E probabilmente qualche informazione in più a Gambino da dare da parte di mister Petrone. Squadre pronte a rientrare in campo. 9-6 per la Jolly Cinquefrondi. Al servizio ancora Luca Degli Esposti per la Jolly. Si attende qualche secondo per il segnapunti. Ora fa cenno il secondo arbitro che il gioco può riprendere. È proprio il nuovo entrato Gambino a mettere a segno il settimo punto della Gupe Catania. 9-7. Beh, buono l'approccio di Gambino con questo punto. Scuderi, Francesco Scuderi al servizio. Perché c'è un altro Scuderi nella Gupe in panchina, Riccardo Scuderi. Riceve Simone Puntorieri degli Esposti. Non un pallone perfetto per Ciccio Pugliatti che ha forzato la giocata. Viene murato e non c'era una buona copertura nella Jolly. Anzi, c'era proprio un buco al centro
9-8, si riporta a -1 la Cupe. Bisogna asciugare il campo. Fatto bene il time out alla Cupe. Fino ad adesso è stato il primo time out chiamato, se non mi sbaglio, in questo set. Sì. Ancora Francesco Scuderi al servizio, incitato dai suoi compagni col battito delle mani. Si ferma sulla rete. 10-8. Matteo Bonati al servizio, break Jolly. Tocco del muro. Tocco l'ho visto. Si è proprio visto cambiare la traiettoria della palla. Sì. Si riporta a -1 la Cupe. Tocco. Di altro avviso era Tonino Chirumbolo. Petrone al servizio con la sua spin. Buona, è buona. Si guardano Simone Puntorieri e Matteo Bonati. 10 pari. Ha fatto benissimo il time out alla Cupe. Doveva andare Simone? Alla sua destra? Sì, alla destra di Simone Puntorieri. Servizio ancora di Petrone. Occhio alla sua spin. Forte. Eccola qui. Stavolta riceve Simone Puntorieri degli esposti. Cerca Massimiliano Lopetrone. Muro. La copertura della Cupe. Degli esposti. In bugger. Poi Ciccio Pugliatti tocca l'asta. 10-11. Non riesce ad attaccare da quella posizione del campo Ciccio Pugliatti. Passa in vantaggio la Cupe, che chiama ovviamente time out mister Tonino Chirumbolo. Vedremo se darà una cura ai suoi ragazzi, come ha fatto in precedenza Petrone con l'altro time out. Deve asciugare il campo della Jolly. Ancora lui al servizio, Sergio Petrone, il capitano della Cupe. Tesa, tiene bene Massimiliano Lopetrone. Ciccio Pugliatti. E stavolta Ciccio Pugliatti non si fa pregare. De Costa non riesce a tenere in gioco il pallone. Ed è di nuovo parità tra le due squadre. Cambia nella Jolly al servizio, esce Walter Vaiana, entra Fabio Remo. Per una spin probabilmente. Non lo so. Sì. No, pallone flottante invece per Fabio Remo. Quasi a fondo campo. Dall'altro lato. Master block su Calabrese di Ciccio Pugliatti. Era lì, da solo. Muro 1. Bravo Ciccio, bravissimo Ciccio. Li fa, sì, ti ho murato, li fa. Passa in vantaggio la Jolly, Fabio Remo al servizio su De Costa. Calabrese, bravo, questa volta ha risposto subito. Degli esposti e ci era arrivato su questo pallone, ma era in tuffo, non riesce a dare la giusta spinta al pallone, a tenerlo in gioco. Di nuovo parità tra le due squadre e siamo lì, in quella zona. 12 pari. Siamo in zona Cesarini.
3 punti. Zona Cesarini una volta, ormai la chiamano in tutti i modi nel calcio moderno, zona Caicedo, zona 12-12, si asciuga il campo della Jolly, chiama formazione il capitano Luca Degli Esposti, tutto pur di prendere un po' di tempo. La squadra è stanchissima ovviamente, si sta giocando dalle 18. Gambino al servizio. Matteo Bonati Degli Esposti all'indietro per Ciccio Pugliatti. Monster Block! Monster Block! 12-13! Monster Block chiama, Monster Block risponde. Che poi giustamente non si sta giocando da più di un mese, quindi le squadre vogliono dare tutto in campo. Ancora Gambino al servizio. Lopetrone Degli Lopetrone Esposti va. per Lopetrone. Murato, nuovo altro Muro. Monster Block, 2 di fila della Cupe e si porta al match point la formazione siciliana, 12-14. E ora tenterà un attacco centrale. Vediamo, c'è Peppe Orlando al centro, vediamo. Cioè Time out chiesto da mister Chirumbolo. Siamo lì, 12-14. Siamo al match point. Ovviamente una vittoria oggi da un grande slancio, soprattutto mentale alla squadra, per l'approccio a gara 2 di sabato. Comunque vada, oggi ci siamo divertiti tantissimo dopo un bel po' di giorni che mancava la pallavolo. Addirittura arrivare ad un 3-2. Ci siamo fatti una bella dose pallavolistica quest'oggi. Massimiliano Lopetrone all'indietro per Ciccio Pugliatti, forte il recupero della Cupe. C'è il punto della Jolly, una doppia addirittura, fischia doppia l'arbitro del numero 3, Bandieramonte, che chiede spiegazioni, poi i suoi compagni di squadra lo allontanano dal seggiolone. Si chiude il cambio, Renato si era riposato fino ad ora ed è rientrato Saitta al posto di Gambino. Secondo match point per la Cupe. Pugliatti al servizio ed è time out. Cupe, sì, perché non ne abbiamo un altro. Eccola inquadrata la formazione siciliana. Intanto saluto ancora un'altra volta tutti i tifosi della Cupe che ci stanno seguendo e ringrazio ovviamente il gestore delle pagine social della Cupe che ha condiviso la diretta. Siamo 212, Renato. (215). Salutiamo gli altri 3 che si sono collegati adesso. In un momento delicato, così delicato. 13-14, 2-2. Ciccio Pugliatti, forza la giocata. Buona la risposta della Cupe. E buono anche l'attacco di Saitta. Buono anche l'attacco. Si chiude qui questa lunghissima partita. 2 ore e 25 di gioco. 13-15. Questo quinto set qui al Palabonini di Cinque Frondi. Ricordiamo i parziali. Primo set 25-23, secondo set 18-25, terzo set 25-27, quarto set 25-21 e ultimo set, questo che abbiamo appena visto, 13-15. Signore e signori, abbiamo visto una grandissima partita. Non ci aspettavamo sicuramente questo risultato. Dobbiamo solo fare gli applausi ad entrambe le squadre che comunque si scontreranno nuovamente in gara 2
sabato a Catania e vediamo se riusciremo ad intervistare qualcuno, come ad esempio il mister Chirumbolo. Aspettiamo che stanno facendo la foto. Ok. Di qua, siamo? Ok. Mister Chirumbolo, sicuramente una partita non difficile, ma si è arrivati a questo risultato. È buono? Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. In questo momento il bicchiere non riesco a vederlo perché sono troppo stanco. No, era una partita difficile e l'abbiamo giocata secondo me anche con un bel piglio, c'è stata lotta, loro sono molto forti ma non lo diciamo noi, lo dice la classifica, lo dice come si sono comportati nella prima parte. È chiaro che resta l'amaro in bocca perché nel terzo set c'è stato qualcosa di poco chiaro che secondo me avrebbe girato la partita e nel quinto secondo me abbiamo avuto un'occasione grossa e ce la siamo fatta scappare. È ovvio che poi con alcuni giocatori paghi l'età, come è giusto che sia, però io credo che al di là di tutto resta la prestazione, resta la partita, resta un bello spettacolo sia per chi ha avuto la fortuna di poterlo vedere da qui, sia per chi l'ha visto in televisione, e andremo a Catania cercando di fare altrettanto, poi se basterà saremo contenti, se non basterà pazienza, però ripeto, quello che è molto importante è che si è visto battaglia, si è visto una squadra che aveva voglia di lottare e lo ha fatto secondo me tecnicamente e tatticamente anche abbastanza bene, considerato l'avversario che ci trovavamo di fronte, quindi io sono abbastanza sereno. Un mese di pausa è servito più che altro per rafforzare la squadra, per aiutarla a crescere sempre di più. Ha approcciato bene la partita la squadra, poi qualche episodio c'è stato, forse sono stati proprio gli episodi a far perdere la partita, ma comunque come si fa a tenere concentrati questi ragazzi nonostante questi episodi? Ma il discorso è questo, il fatto di stare per così tanto tempo fa perdere anche l'abitudine all'agonismo. E una partita va gestita nelle 2 ore, che, come questa qui, nelle 2 ore e passa che dura. È chiaro che dal punto di vista esperienziale, se tu hai giocatori che sono abituati a giocare un certo tipo di partite, come loro, sicuramente parti da un gradino più alto. Nel nostro caso si vive un po' di alti e bassi, c'è da dire che la squadra ha trovato pure delle staffette, no? È calato qualcuno, è salito qualcun altro, ci siamo dati sempre una mano a vicenda e tutti i set sono stati combattuti, non ci sono stati dei set in cui ci sono stati dei cali straordinari e siamo andati giù, no, si è combattuto, hanno vinto loro, abbiamo vinto noi e poi è finita 15-13 e va bene così, però la pallavolo è bella anche per questo. Anche i parziali li abbiamo visti, i parziali sono quelli, è stata una bella partita. Parla di una partita equilibrata, se conti che questa squadra qui era la squadra che è, cioè una squadra che nell'altro girone ha vinto 9 partite su 10 e che arrivava con, anche dal punto di vista della salute mentale, no? Stai bene, quando vinci tante partite stai bene. E si è visto oggi nel campo la loro abitudine a vincere, perché altrimenti nel quinto set non sarebbero venuti fuori, tra l'altro con un cambio di un giovanissimo, quindi questo ti fa capire come la rosa è anche abbastanza buona.
Io ti ripeto, sono sereno e penso che debbano esserlo anche i ragazzi, perché hanno fatto tutto quello che era nelle loro possibilità. È andata così, ma usciamo dal campo a testa alta sicuramente. Un invito ai tifosi della Jolly e non che ci stanno seguendo da casa per la partita di sabato, mister? Penso che chi ci ha seguito oggi ha visto una squadra che ha voglia di lottare, e chiaramente si lotta per se stessi, si lotta per le società, ma si lotta soprattutto per un pubblico, e a maggior ragione per un pubblico che in questo momento non può assistere personalmente. Quindi io spero che in TV, dove potranno vederla sabato, la partita sia ugualmente bella, possano assistere ad uno spettacolo godibile. Noi ci proveremo, è chiaro, è normale che ci provi, non è che hai perso 3-0 e vai lì come agnello sacrificale. Anche perché ricordiamoci anche il golden set in casa. Sì, no, noi ci proviamo, è ovvio che ci proviamo. Ci sono gli avversari che sono molto bravi, però ci proveremo come ci abbiamo provato oggi. Grazie mille, mister. Grazie a voi. A sabato. Volevo vedere se c'è, ma mi sa di no, già negli spogliatoi, Luca degli Esposti, ma già negli spogliatoi. Quindi possiamo chiudere qui la diretta di quest'oggi. Un ringraziamento speciale a tutti voi che ci avete seguito, siete stati veramente in tanti. L'appuntamento appunto passa per sabato in diretta da Catania, Sant'Agata dei Battiati. Trasmetteremo la partita, il ritorno, la gara 2 tra la Gupe Catania e la Jolly Cinquefrondi. Grazie ancora e arrivederci alla prossima con le di Arrivederci a tutti.